Amici della Sardegna, amici dei Custodi della Memoria, iniziando le immagini con questa inquadratura, questa che vi sto per proporre non sembra una cosa ma ne sembra un'altra. E cioè sembra esattamente così, con un bellissimo architrave e un bellissimo ingresso, sembra appunto un nuraghe. In realtà ci troviamo a pochi chilometri dal comune di Siddi e questa è la tomba dei giganti Sadome e Sorku. Pazzesca ragazzi, pazzesca, è enorme. Io non so se con queste immagini si possa esattamente capire, insomma si possa estrapolare la grandezza di questa tomba di giganti. Poi faremo un giro all'esterno e poi faremo un giro all'interno. La tomba di giganti Sadome e Sorku di Siddi, costituita da medi e grossi conci di basalto bolloso e si può vedere esattamente in questo contesto quando io avvicino la mano, ecco il basalto bolloso, ed effettivamente qua è pieno di queste rocce perché ci troviamo nella giara di Siddi, su Branu, e di sicuro qua la materia prima in quanto roccia non mancava. Eccole qua, da questa inquadratura potete riconoscere le tombe di giganti più recenti, quelle a prospetto, quelle a filari, anche se alcune correnti archeologiche non sono così sicure che questa fosse solamente a prospetto, perché dai tanti conci piatti che si vedono qua e là disseminati su questa parte qua, è verosimile che alcuni lastroni, come questo per esempio, potesse essere infilate a coltello esattamente in tutto il perimetro dell'Esedra. Esedra, ragazzi, che vi ricordiamo, era una sorta di piazza, molto probabilmente qui c'era anche un sedile, e insomma qui si faceva il culto dei morti, qua si seppellivano i nostri antenati, si celebravano magari delle date importanti. È davvero enorme questa sepoltura, è davvero enorme, amici di Custodi della Memoria, questo architrave qua, poderoso, incredibile, chissà quanto pesa, i grossi conci, o perlomeno i medi e grossi conci di questa sepoltura, che abbiamo detto tutta in basalto, anche se qualche piattabanda di granito io all'interno l'ho riconosciuta. Ad ogni modo vi faccio vedere l'esterno che dà sul lato est della tomba di giganti di Sadome e Sorku, e in questo contesto, quando noi ci avviciniamo all'abside, ci stiamo proprio avvicinando, cioè la parte terminale, riconoscerete una tecnica che ci porta praticamente nelle zone di Fonni. Mi ha ricordato molto, in tantissimi lo dicono, mi ha ricordato molto anche a me la sepoltura di Madao. Ok, ebbene ragazzi, questa tomba di giganti all'interno ora noi ve la faremo vedere, è elegante ed è una sorta di cimitero, dai, chiamiamolo così, il cimitero del villaggio che c'era in questo pianoro poi che veniva anche impreziosito da almeno un nuraghe che non è molto lontano da dove noi stiamo filmando. Qua c'è stata un po' di gente distratta, poi porteremo via anche questo. Eccola qua, siamo ritornati nalla zona ovest. L'Esedra è straordinariamente enorme, pare 18 metri di corda. Ad ogni modo adesso noi ci apprestiamo a entrare in questo ingresso qua, che non è neanche tanto piccolo. In questo contesto ci si chiede come potevano inumare, come potevano portare all'interno i defunti. Ebbene, ok, ora sto facendo una sorta di inchino anche io, ma come potete vedere poi la tomba di giganti, il corredo, il corpo funerario si snoda in un'altezza davvero spettacolare, 2 metri e passa. La prima cosa che uno nota all'ingresso è questo, per quanto riguarda il fondo, è questo residuo di ciottolato. Verosimilmente quindi qua dove sto camminando io era lastricato. Poi un'altra bellissima caratteristica di questa tomba, che adesso voi vedrete non appena io illumino, eccola qua, ho illuminato una fantastica nicchia sulla sinistra, e questa nicchia è molto più grande rispetto a quelle che conosciamo già in altre tombe di giganti,
ed è anche unica, quindi non due piccoline ma una grandi. Eccole qua, i lastroni continui, spesso li chiamiamo piattabande, fantastiche, straordinarie. Poi, come potete vedere qua, ancora una testimonianza del fatto che questa tomba non è marcatamente recente e non è marcatamente arcaica, ma è praticamente una sorta di mescolamento tra le due tecniche. Ok, adesso io faccio praticamente marcia indietro, così faccio vedere le immagini dall'interno verso l'esterno e poi praticamente rimetto la telecamerina qua. Siamo arrivati praticamente all'abside dove c'è un unico grande lastrone conficcato a coltello. Che bella che è questa tomba, ragazzi, che bella. E qua non mi risulta abbiano trovato, nonostante appunto si parla di sepoltura collettiva, non mi risulta abbiano trovato scheletri ossei. Ok, non mi risulta, poi magari se mi sto sbagliando correggetemi. Il motivo per il quale non si è trovato alcun frammento osseo io non lo conosco. So per certo però che hanno trovato diversi materiali ceramici e anche monete dell'800. Segno evidente che questa sepoltura è stata usata con utilizzi impropri fino praticamente a 200-300 anni fa. Quello è l'ingresso, bellissimo. Ci si chiede come potevano portare i morti all'interno. Qualcuno ipotizza che li mettessero lì sopra magari un sudario o un lenzuolo. Qualcuno qui dentro ce l'ha già e portava a uno il defunto. Anche se c'è una corrente di archeologi che ipotizza che a me sinceramente non mi trova in disaccordo perché potrebbe essere verosimile che si potesse magari spostare una piattabanda da su oppure la lastra che costruisce l'abside, ebbene si poteva spostare, portare all'interno il corpo del defunto e poi rimetterlo in posizione. In attesa di studi più concreti e più appropriati è molto difficile dire quale sia la teoria giusta. Fantastico, vi faccio vedere anche qui le innumerevoli zeppature che sono state praticamente create per dare più stabilità alla sepoltura. Io sono emozionatissimo anche qui, mi ha davvero colpito questa sepoltura. La sepoltura di Siddi è davvero incredibilmente bella e l'avete notato voi stessi, è conservata in maniera eccezionale. L'esedra in particolare è stata restaurata non da tantissimo. L'interno non so che cosa sia successo all'interno, fatto sta che come potete vedere appare a noi, è arrivata a noi ai giorni nostri con una maestria, con una meraviglia, con un'eleganza. E allora, amici dei Custodi della Memoria, amici della Sardegna, ricordandovi che questa è la seconda volta che veniamo qua perché è venuto già Fabrizio che aveva fatto un bellissimo video, vi ringraziamo e chiudiamo le immagini per farvi vedere la monumentalità del posto e la bellezza del contesto ambientale. Decidiamo praticamente anche di far partire le immagini col drone appunto per farvelo vedere dall'alto.